Sono Bushaib Tanji e rivolgo questo appello al Presidente della Regione del Veneto, Dottor Luca Zaia, per conto delle associazioni culturali islamiche del Veneto. Caro Presidente, tra pochi giorni, e di preciso il 24 aprile 2020, inizia il Ramadan. È il mese di digiuno e della preghiera per noi musulmani. In Veneto vi parteciperanno oltre 100.000 persone di tutte le età. Molti sono cittadini italiani. Il Ramadan di quest'anno sarà dedicato alle preghiere per la pace e per la fratellanza tra tutti gli uomini di ogni fede e credenza. Per noi musulmani saranno ancora più forti i sentimenti di vicinanza con i fratelli cristiani, con i quali condividiamo l'invocazione a Dio affinché sia superata e vinta la pandemia Covid-19. Anche per il Ramadan rispetteremo le regole di comportamento decise dal Governo nazionale e dalla Regione del Veneto. Rinunceremo così alla preghiera collettiva e all'ospitalità serale degli amici. I nostri centri culturali, come i luoghi di preghiera, sono e rimarranno chiusi fino a diverse disposizioni delle autorità. Continueremo però ad aiutare i nostri vicini di casa bisognosi, senza chiedere loro in quale fede appartengono, e pregheremo nelle nostre case, così prescrive il Sacro Corano. E questa però una condizione di isolamento che ci pesa non poco, specie in questo periodo così importante per noi credenti. L'Islam, così come altre fedi, è innanzitutto comunità e collettività. Speriamo che lei, Presidente, possa aiutarci a renderlo meno pesante. Per questo le chiediamo di aiutarci a poter disporre di uno spazio di presenza nelle televisioni regionali, uno spazio di pochi minuti per un richiamo alla preghiera con la lettura in lingua italiana di qualche passo del nobile Corano. Sarà anche un modo per trasformare l'emergenza Covid-19 in una crescita ed un miglioramento della convivenza tra le persone. Confidiamo nella sensibilità ed attenzione che lei ha sempre dimostrato con la realtà dell'Islam in Veneto. Grazie.